Quarto giorno qua a Porto Tolle, bar centrale, ospiti di Piera, il nostro gentile ospite che ci ha trattato alla grande. Io volevo fare una provocazione. Te, grande uomo politico, navigato, eccetera, tu politico ma anche grande conoscitore del posto. Sto navigando. Stai navigando. Allora, Porto Tolle, diciamo che ha avuto 3-4 bonus nella storia. Al di là della negatività dell'alluvione del 66, però dopo ha avuto il periodo dei laboratori, per mi ricordo, dove era uno dei comprensori più importanti d'Italia e purtroppo si è perso per strada. Abbiamo avuto la centrale che sicuramente ha portato grandi benefici e dopo in terza battuta il famoso oro grigio che sono le vongole. I peoci, bravo, scusa. Si riuscirà a conservarlo o c'è la preoccupazione, la paura che diventi una meteora come appunto è stato il laboratorio? Perché io mi ricordo, io nel settore ci lavoravo nel periodo, che tutta Italia veniva qua a Porto Tolle, o perlomeno nelle zone nostre, a fare il famoso fasson, a farsi fare contratto a fasson. Esatto, però non siamo mai riusciti a creare un indotto autoctono e abbiamo sempre dipeso da Prato, da Carpi, da Brescia, eccetera. Quando sono andati in crisi loro, noi siamo stati i primi a risentirne. Con le vongole riusciamo a eliminare questo problema di fondo, di dipendere, perché penso che poi anche le vongole dipenderanno in questo momento qua dai grossi centri commerciali, dalle grosse catene, eccetera, eccetera. Il confronto è improprio perché sul tessile per fare il salto di qualità ci voleva a Porto Tolle, a Rovigo, a Lendinara, ci voleva uno stilista che ti faceva arrivare a cosa come le scarpe. Villanova del Ghebo, che è morta, lavoravano per chi? Per la Riviera del Brenta, dove c'erano imprese un po' più grosse, ma soprattutto avevano i marchi, avevano i grandi stilisti, avevano il cosiddetto fattore Q, cioè intelligenza. Per cui tu entri nel mercato della moda, entri se interpreti la moda, quindi ci vogliono i guru. Sulla questione dell'oro grigio, invece, siccome si tratta di cibo e di qualità del cibo, nessuno può togliere questa qualità del cibo, assolutamente nessuno. Il mercato tra l'altro già preso, c'è solo l'esigenza di guidare questo processo, non farsi travolgere ed avere la intelligenza, ripeto, di non farsi travolgere stando sul mercato, perché arrivare a 70 milioni di euro, voglio dire, le condizioni ambientali che ci sono qui non bisogna da nessun'altra parte. E secondo te si riuscirà, detto questa premessa di Renzo, cioè abbiamo le capacità? Ma io penso che le capacità imprenditoriali del mondo della pesca non siano assenti a Porto Tolle. Il fatto stesso che oggi si sia attivato l'allevamento delle cozze e anche delle ostriche. Dell'ostrica rosa, bravissimo. Io credo che questo sia, diciamo così, un segnale che va in questa direzione, per cui l'imprenditore, il pescatore e così via di Porto Tolle, del Delta in generale, è molto attento anche al discorso qualità più che quantità. Che potrebbe essere la chiave. La cozza, la vongola è un fatto, diciamo, più di quantità, ma soprattutto anche di qualità, ma di quantità proprio per il fatturato che diceva prima Renzo dei 60-70 milioni di euro di fatturato che il Consorzio Pescatori fa. Ma ultimamente sono venuti a galla dei segnali in cui ci danno la possibilità di poterci così migliorare nel campo della produzione e della qualità, come appunto l'ostrica rosa, che non è una prerogativa soltanto, diciamo, dell'area della Camargue, del Delta, da Rodano e così via, ma che secondo me diverrà una peculiarità del Delta, unica in Europa del genere. Dovremmo trovare un o una testimonial cinematografica, culturale di rango europeo. Allora potremmo fare un ulteriore salto di qualità. Non è una questione di soldi, polemica sulla polemica. Lo sai, scusa, lo sai forse cosa è mancato in questi ultimi anni a Porto Tolle?
un qualche cosa, un soggetto, come diceva Renzo prima, che potesse così aiutarci sul piano promozionale, nel vendere maggiormente il nostro e nel valorizzare il nostro prodotto, cosa che forse questa è mancata. Queste sono una questione Che questo non compete al pescatore, certo, al pescatore non possiamo pretendere più di tanto. Quanti contesto. Allora, io mi rifaccio sempre al discorso dell'abbigliamento. Tu dicevi che non è stato possibile trovare uno stilista, se pagavi uno stilista o investivi su qualcosa, bisognava investire la mentalità imprenditoriale. La mia paura è questa delle vongole, però sai come si chiama in gergo tecnico? Il brand. Però chi ha trovato? Ti faccio un'altra provocazione e dopo chiudo, perché oggi siamo qui per essere provocati. Ho voglia di pungolarvi. Nasce il consorzio Pera Opera, che è un consorzio Basso Ferrarese, Basso Rovigo. Ci sono il 90% di operatori di Ferrara e il 10% di operatori di Rovigo. Noi non ci crediamo, quindi sono stato pungolato. Ecco, non vorrei succedesse la stessa cosa. Hai ragione. Il problema del Polesano, però allora guardiamo con positività. Sì. Il brand non si improvvisa da oggi a domani, però qui si costruisce su un sedimento molto 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 forte. Ma io me lo auguro, perché tra l'altro è importante per la nostra economia. Anche di dimensione e speriamo che il sedimento non sedimenti ma cresca. E lo sai, Leandro, Renzo, qual è l'altro problema? Secondo me il problema dei problemi è quello per quanto riguarda la manutenzione delle lagune laddove vengono coltivate. Con queste mareggiate, circa 20 giorni che piove a dirotto, con il fiume Po e tutti i suoi rami, diciamo così, al massimo per quanto riguarda i livelli e così via, ma lo sai che quantità di detriti portano giù, sedimenti che si appoggiano sulle culture delle vongole, delle cozze e così via. Se non si fa un'attenta manutenzione, qui gli enti superiori secondo me hanno delle precise responsabilità nel poter attivare questi lavori di manutenzione, allora sì, il settore potrebbe correre qualche rischio, ma non per la mancanza di volontà da parte dell'operatore, da parte del pescatore. Allora, prima di chiudere, gli enti superiori chi sono? Gli enti superiori sono quelli che hanno competenza in materia. Chi è l'ente superiore che ha te lo dico io. La provincia, che oggi ha perso un po' di potere perché molte deleghe sono state demandate e trasferite alla regione. Secondo me il buon Zaia, quando viene qua giustamente a farsi un giretto in elicottero per portare la solidarietà, ed è giustissimo che l'abbia fatto, però dopo alle parole devono seguire i fatti. Ci vediamo prossimi giorni, arrivederci.